un territorio segnato dalla presenza di un corso d'acqua. Un corso d'acqua che ha dato vita ai vecchi mestieri. Tra questi quello del fabbro. A Areana, nella frazione di Risolo, sulla roccia di Udine, si trova il più antico battiferro del Friuli Venezia Giulia. Siamo riusciti a ritracciare Bruno, figlio dell'ultimo fabbro del battiferro, Leonardo Sbuels. Ecco cosa ci ha raccontato. L'origine. Sì, l'origine. Abbiamo cercato in tanti di saperlo, ma nessuno è mai riuscito ancora a trovarlo, perché è o dovrebbe essere di molti secoli, diciamo dopo che sono state fatte le rogge. Le rogge sono state fatte circa nel 1100-1200, quindi può darsi che sia, non dico fin quel tempo, però certamente avrà 500-600 anni. Io da quando sono nato ho sempre sentito parlare del battiferro, non solo, ho sempre sentito che qui tutto il padre di mio padre faceva il fabbro, il mio nonno faceva il fabbro, il padre di mio nonno faceva il fabbro, e giù, fin tutti i pensieri che io posso andare indietro, mi ricordo appunto di questa attività. Potrebbe essere quello di diventare diciamo, un museo, ma più che un museo, diciamo un luogo dove si raccoglie tutti gli strumenti e le cose che usavano una volta, ma non solo che usavano, ma che una volta, visti i lavori, si inventavano lo strumento e lo creavano in modo da poter seguire, e tutto questo poi lo passavano a quelli che venivano dopo. Si poteva fare delle cose che davano proprio soddisfazione a farle, perché si vedeva che si riusciva a fare una cosa che prima non esisteva e si riusciva anche a farla bene e quindi che dava soddisfazione a farla. Per cui questo era un posto anche dove ognuno poteva tirare fuori i propri ricordi e le proprie modi di sentire delle cose fatte e sentire anche degli altri. E quindi c'era molto rispetto tra le persone e anche molta affabilità di quello che si raccontavano. E arrivando ai giovani, questa potrebbe essere anche l'occasione per continuare a essere una fucina dove i giovani possono imparare un mestiere e possono trovare quindi un modo di avere fiducia in se stesso, perché vedono che costruiscono con le loro mani delle cose. E quindi, specie certe volte che in situazioni un po' particolari, questo è un aspetto che è molto difficile da trovare in altri sistemi, in altri ambienti. E quindi questo potrebbe essere una cosa che può legare il passato con le cose presenti, senza parlare del futuro, che i problemi di tante persone sono cose presenti adesso, e questa potrebbe essere una via per affrontarli e quindi per dare motivo di utilizzare tutto quanto si ha a disposizione senza sprecare niente.